Quando scrissi insieme a Matteo Femia la biografia di Bruno Pizzul, Una voce nazionale edita da Lupetti, molti giornalisti mi chiesero: ma perché la sua biografia? Cosa ha di speciale? Ed era difficile trovare le cose che Bruno non aveva di speciale, perché era un grande professionista, un grande padre, un grande marito, un grande giornalista, un grande maestro, una persona che era campione di umiltà, che riusciva ad insegnare senza farti sentire piccolo. Anzi, era lui che tentava di farsi piccolo, che sminuiva sempre i suoi grandi meriti. Mi ha insegnato tante cose quest'uomo che ho conosciuto in Friuli Venezia Giulia, proprio nella sua Cormons che amava. Ha lasciato Milano per tornare ad abitare a Cormons. Mi ha raccontato centinaia di aneddoti, mi ha spiegato cose del calcio che io non avrei mai potuto capire. Era davvero una persona straordinaria e tutte le volte che ci vedevamo, ci sentivamo, era un abbraccio sincero, era un parlare vero, era un momento di grandissima tenerezza. La sua perdita è davvero incolmabile, non sarà facile ritrovare tanta generosità, tanta affettuosità, soprattutto ritrovare un uomo capace di essere profeta in patria e di essere amato da tutte le italiane e da tutti gli italiani, non solo quelli che abitano in Italia, ma anche quelli che abitano in tutto il mondo. Davvero un monumento, uno straordinario monumento di cui il nostro paese deve essere orgoglioso.